nammi nammi na, bacca bacca, mamma mia che cazzi con la fatta, bacca Yoko, ma ciao a tutti amici, da Napoli all'87 pro palletto va già fatto, ma che ha fatto? Ma chi è? Ma Ron Ben, che s'ha fumato? Bacca Yoko, che gol ha fatto ragazzi, che gol ha fatto ragazzi, poi il gol fortunato di Osimhen, ma poco importa ragazzi perché l'abbiamo preso a pallonato il Torino. Li abbiamo presi a pallonato fra primo e secondo tempo. La partita proprio potevamo portarla sul 3, 4-0, pure 5. Ragazzi, non l'abbiamo mai chiusa più del 2-0. Però il Torino, a parte il tiro di Ansaldi nel secondo tempo, quella è stata l'occasione più pericolosa di loro che Meret si è fatto trovare pronto. Che hanno fatto? Niente. Niente ragazzi, l'abbiamo messo un pallone in faccia, la palla in capo. Non ci hanno capito niente ragazzi. Un grande Napoli, Dem e Bakayoko hanno fatto una partita perfetta. Bakayoko che di chi magari giocasse tutte le partite così ragazzi, è tutta un'altra storia. Dem, ragazzi, Dem da qualità. Quando dico che Dem ci vuole deve sempre giocare perché recupera i palloni, fa girare bene la squadra, ragazzi, corre a destra e a sinistra. Insigne oggi un po' spento, ha fatto i suoi soliti tiragiri e non ne ha azzeccato uno, va bene, anzi uno l'ha azzeccato sul palo come Zelinski perché oltre tutti quei tiri che abbiamo fatto in porta e ci siamo divorati gol, abbiamo preso 2 legni. Nella bacheca abbiamo la collezione dei pali, in tutte le stagioni che abbiamo preso, quanti pali abbiamo piato in front? Tanti. Per oggi godiamo Waiu perché siamo attualmente quarti in classifica, quarti a pari merito con la Juventus, meritato Waiu, è tutto meritato perché sul campo ci abbiamo fatto un mazzo tanto pure alla di squadra. Ragazzi, bellissimo Napoli, Politano, che ne parliamo a fare, che giocatore ragazzi, come vi ripeto, corre per tutta la partita, non ha segnato, è andato vicino al gol un paio di volte, ma che partita ha fatto. Insigne non è stato il migliore Insigne che siamo abituati a vedere. Osimhen ha fatto gol e si è mosso anche bene, però poteva fare di più, poteva fare anche lui il secondo gol dove non c'è riuscito, se l'è mangiato purissimo qualche gol. Ci siamo mangiati tanti gol ragazzi, tanti, però l'importante era portare a casa il risultato, l'abbiamo fatta, che bellezza, la continuità, la costanza, e questo è il Napoli che mi piace. Godo come a Bakayoko, come un riccio che non coc. Ma che cazzate sta dicendo? Napoli ho fatto sta canna buscata, Torino ha buscato, siamo a pari merito con la Juventus, aspettando il Milan questa sera con la Lazio e magari l'altro Ciro napoletano che gioca nella Lazio, Ciro Immobile, ci fa sto regalo, faccia una doppietta oppure un gol. Basta che vince la partita e metti il Milan a 66 con noi. Comunque dipende tutto da noi ora, ragazzi, dipende tutto dal nostro Napoli. Se il Napoli da qui, che mancano 5 partite, se le vince tutte e 5 di fila, siamo automaticamente in Champions League, ragazzi. Che bello, che bellezza, ragazzi. Niente da dire, Rachmani e Koulibaly, muro difensivo. Solo un errore da parte di Koulibaly che ha regalato il pallone a quello del Torino, ma poi ci ha pensato Rachmani in chiusura, ragazzi, perfetti, partita perfetta. Pure Yusai è sciuto pazzi, io non so che si abbia fumato pure lui insieme a Bakayoko. Magari escono insieme, bevono insieme, fanno cose loro insieme, perché veramente pazzeschi tutti e due. Di Lorenzo che ne parliamo a fare, ragazzi, è tornato al top di Lorenzo. Che giocatore, quando è in giornata veramente un bel giocatore. Niente ragazzi, tutti bene, tutti bene, a parte il capitano appunto che l'ho visto un po' sottotono, però per il resto ragazzi, grandissima partita. Poi è andato Lozano, ha fatto qualche cross in mezzo, anche sbagliato, qualcuno buono, e abbiamo ritrovato anche Petagnone che ha toccato un pallone, però ho fatto sta 2 palloni a casa, va ammarato 2 palloni, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Napoli all'87. Caro torinese, torinista, Torino, secondo me ti salvi, comunque la squadra ce l'hai per salvarti, ma con il Napoli tara fa male e corna, catena, perché tiene, se lo sostenutore,
E un Napoli invece è forte, voglio. E poi Bakayoko, ma che ha fatto Bakayoko? Ma che gol hai fatto? Ma si sciuta pazzo, fallo sempre i gol così, fallo sempre i gol così che ci ma pazzo pure a Napoli. Con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio, forza Napolès!